Ciao Adriano. Ciao Massimiliano, buongiorno a tutti. Devo dire che l'esperienza di Portale Sardegna con il modello dei Sardinia Local Expert è riuscito a concretizzare quella che era un'idea che noi avevamo da un paio d'anni. Ci eravamo concentrati con una selezione di agenzie Welcome Travel. Le nostre agenzie sono principalmente specializzate in outgoing. Rappresentiamo una realtà di 1250 agenzie di viaggio sul territorio nazionale e un paio d'anni fa ragionavamo su quella che poteva essere una diversificazione dell'attività dell'agenzia, ma anche andare ad identificare quelle che erano agenzie di viaggio che sul territorio già effettuavano da anni attività di incoming. Quindi abbiamo fatto un'attività sostanzialmente di scouting all'interno del network e abbiamo identificato quelle che erano 120 agenzie di viaggi che già erano esperte in incoming e alle quali volevamo dare una risposta alla loro esigenza e quindi favorire quella che poteva essere la vendita del loro prodotto attraverso altre agenzie Welcome Travel, quindi i loro colleghi che operavano principalmente in outgoing e quindi avevano il rapporto poi col cliente finale su altre tipologie di attività. E quindi abbiamo incominciato a fare un po' di ragionamenti con queste agenzie per capire quale poteva essere la modalità per mettere a fattor comune le esperienze che loro avevano sui singoli territori e per creare un prodotto che poteva essere poi vendibile attraverso tutte le altre agenzie di viaggi. Ovviamente qui i due ostacoli importanti che abbiamo trovato era uno, la parte tecnologica, quindi sostanzialmente come avere una piattaforma che potesse rendere in modo semplice, fruibile alle altre agenzie di viaggio il loro prodotto e quindi avere le caratteristiche di semplicità per il caricamento e semplicità nella vendita. E poi il grande ostacolo di come uscire da quella che era la logica del pacchetto fisso. Quindi sostanzialmente di essere vincolati a quelli che erano contratti con strutture alberghiere o con fornitori di esperienze di escursioni che dovevano essere sostanzialmente gestiti con contratti di allotment o con impegni di voto pieno o con comunque rigidità all'interno di quelle opportunità commerciali che su base gruppi possono essere facilmente negoziate, ma su base individuali diventa ovviamente complicato per una piccola agenzia su un singolo territorio andare a fare delle contrattualistiche che possano dare dei minimi adeguati. E qui ho avuto poi il piacere di conoscere Massimiliano, con il quale avevamo un rapporto in outgoing, perché Atlantidea, l'agenzia di viaggi del gruppo Portale Sardegna, è un'agenzia di viaggi Welcome Travel che opera sulla piazza di Nuoro. Abbiamo incominciato a ragionare insieme, abbiamo detto ma perché a questo punto non uniamo quelle che sono le forze? Portale Sardegna aveva già sviluppato quella che era una piattaforma decisamente innovativa che poteva essere utilissima alle nostre agenzie di viaggi per mettere il loro prodotto a fattor comune di tutte le altre agenzie e abbiamo detto incominciamo a costruire insieme quello che può essere un percorso. Di qui abbiamo lavorato da settembre dell'anno scorso fino all'altro ieri, quando è stata lanciata live la piattaforma in B2B sul portale agenziawelcantravel.it e su tutti quanti i siti delle agenzie di viaggio affiliate e abbiamo coinvolto quelle che erano queste agenzie di viaggi per mettere a disposizione la loro esperienza e la loro conoscenza del territorio per popolare la piattaforma di contenuti di valore che possano realmente far emergere quelli che sono gli attrattori latenti di ogni singola area territoriale. E da qui devo dire un connubio di successo sicuramente per la lungimiranza di Massimiliano Cossu, che ha immediatamente creduto in quello che era il potenziale di Welcome Travel, che a questo punto nella partnership con Portale Sardegna ha sostanzialmente una doppia veste, quella di essere fornitore di prodotto attraverso le agenzie di viaggio che fanno incoming ed essere anche un distributore per quello che poi è tutto quanto il prodotto in piattaforma attraverso le altre agenzie di viaggio che invece si occupano dell'attività di vendita. Quindi secondo me un connubio assolutamente di successo. Beh, tutte notizie interessanti, dottora Piscella. È un piacere conoscerla in modo diretto dopo i racconti di Massimiliana, dopo aver visto il grande successo di questa iniziativa che state portando avanti. Ma qua subito un tema caldo. La distribuzione del prodotto turistico è sempre stata una criticità per gli operatori, soprattutto per la Sardegna, operatori molto frammentati, che si sono rapportati in modo differente sul mercato, ma sempre con la logica del piccolo prodotto aziendale che si apriva al mondo.
poca esperienza con tour operator se non per incoming strutturati su strutture ben definite. Allora qua è come se stessimo svoltando, ci stiamo rivolgendo al mondo in modo diverso. Tra l'altro si è parlato per lungo tempo di disintermediazione del prodotto turistico. In questo caso noi abbiamo più che un'intermediazione, una ristrutturazione dell'intera visione di prodotto turistico. Da questo punto di vista pensa che il mercato dell'offerta sia pronto a farsi guidare in questa nuova esperienza, e quali possono essere i vantaggi nell'immediato? Ma a mio avviso il vantaggio e la grande innovazione che Welcome to Italy porta per quelle che sono le agenzie di viaggio è sostanzialmente di aver creato un prodotto da avere sullo scaffale che prima non esisteva. Cioè quello che attualmente con Welcome to Italy è stato fatto è il poter mettere insieme quelli che sono i piccoli, diciamo, produttori che ci sono su tutti quanti i territori all'interno di un'unica piattaforma che ha la possibilità per l'agente di viaggi di avere in modo estremamente rapido l'opportunità di avere un prodotto estremamente particolare da poter aggregare in una soluzione di pacchetto per il suo cliente, quindi su una base di vendita individuale, avendo in un'unica piattaforma tutto il territorio italiano, cioè quello che normalmente è il limite anche per un player estero che guarda l'Italia è quello che per avere una copertura e una capillarità di prodotto sul nostro paese devi sostanzialmente fare 100 contratti, 200 contratti. Il vantaggio che noi possiamo dare al nostro interlocutore, che possa essere l'agenzia di viaggi, che possa essere un tour operator estero, che possa essere un'agenzia di viaggio estera, è quella di avere in un unico contenitore sostanzialmente una pluralità di contratti che gli permettono di avere in modo molto rapido accesso a tutto quanto il territorio. Va anche molto di moda in questo momento valorizzare quella che è l'Italia minore, perché poi quello che noi oggi andiamo a fare all'interno di Welcome to Italy, che secondo me è la grande innovazione, non parliamo di quello che è il prodotto balneare che oggi è utilizzato e ha accesso abbastanza facile per tutti gli interlocutori, ma parliamo di quello che è un prodotto che consente di, attraverso itinerari estremamente particolari e l'innovazione dello smart package, che è il cuore del progetto Welcome to Italy, la possibilità di andare realmente a creare prodotto per un viaggiatore e non per un viaggiatore stanziale, quindi per colui che vuole conoscere il territorio e apprezzare le bellezze del nostro paese. Quindi secondo me il grande vantaggio è proprio l'unione all'interno di un'unica piattaforma di tutto quello che è il prodotto presente sul territorio in modo estremamente particolare e dettagliato. È un futuro a portata di mano, perché abbiamo sentito parlare più volte di questa distribuzione capillare dei piccoli prodotti, dei piccoli attrattori locali. Se n'è parlato nelle strategie di indirizzo di assessori regionali, e quindi ha riguardato tutta l'Italia, così come nell'agenda del ministro, che più volte, a più riprese nel corso degli anni, si è sempre preoccupato di dare una possibilità ai tanti attrattori locali. Quindi ancora una volta possiamo affermare che il privato, quando si organizza bene, quando è lungimirante, mette a disposizione innovazione e tecnologia, può realmente guidare lo sviluppo del mercato. Questa ne è una dimostrazione. Sì, secondo me questo prima lo chiamavamo progetto, oggi lo possiamo chiamare questo prodotto, questa piattaforma, perché esiste e devo dire che con Massimiliano diciamo sempre è il nostro bambino, perché ci abbiamo lavorato per veramente tantissimi mesi durante i giorni della settimana, nei weekend, per arrivare a questo obiettivo. Secondo me questa piattaforma è di grande interesse anche per le istituzioni, cioè è comunque una piattaforma che rende fruibile un prodotto difficilmente reperibile nel mondo online e nel mondo offline da parte del cliente finale. È una piattaforma che sicuramente può essere di interesse per quello che è un assessorato a turismo di una certa regione, che può essere di interesse per il Ministero del Turismo. È una piattaforma che ha tutte quante le caratteristiche delle quali si è sempre parlato negli ultimi anni e che a mio avviso va anche in quella che è l'innovazione e la digitalizzazione di quello che è il prodotto turistico in Italia, che poi è obiettivo di quelli che sono i Recovery Fund, e secondo me risponde a quella che è un'esigenza di digitalizzazione di quella che è l'offerta turistica. Quindi secondo me è assolutamente attinente a quello che oggi serve portare avanti per poter valorizzare i nostri territori. La cosa interessante secondo me del progetto è che noi non partiamo dalla struttura alberghiera, noi partiamo dall'esperienza e dal territorio e poi arrivano gli altri servizi. Quindi il cliente target di Welcome to Italy è colui che vuole vivere realmente, grazie all'esperienza dei local expert che ci sono sui territori, vivere la destinazione e lì poi costruisce quella che è la sua esperienza di viaggio.
abbiamo ristabilito un equilibrio tutto sommato, perché per anni si è detto che era il territorio, gli attrattori, i servizi, l'offerta a dover guidare la domanda, mentre in realtà la domanda è sempre stata guidata da quella parte di servizio che riguardava l'accommodation prevalentemente. Qua le grandi piattaforme di intermediazione ce l'hanno ricordato, perché da Booking piuttosto che Expedia si è puntato tutto sul prodotto hotellerie che doveva trainare tutti gli altri, salvo qualche timido accenno di Booking negli ultimi anni con Booking.ie nel voler riorganizzare il territorio partendo dagli attrattori, però progetto sulla carta. Voi in effetti gli avete dato gambe. Quando si parla di digitalizzazione è evidente, è il tema del momento, tutti si interrogano sull'utilità della digitalizzazione e più che altro sulla possibilità di digitalizzare. Poi come si vede anche nelle interviste, nelle survey che più volte abbiamo conosciuto, soprattutto in questo periodo di Covid, la digitalizzazione è un'eterna incompiuta. Nel mondo del turismo digitalizzazione significa avere una pagina Facebook, gestire i social, avere una propria pagina internet nella quale indirizzare un contenuto che al 90% è turistico alberghiero. Allora, da questo punto di vista possiamo veramente parlare di evoluzione, ci proiettiamo il futuro e qua coinvolgo anche Massimiliano. È stata un'evoluzione pensata, partorita, organizzata nel tempo, però lo vedo dal mio punto di vista, osservatore privilegiato che analizza le dinamiche per doveri di ricerca e per piaceri di ricerca, e che in effetti non aveva ancora trovato un esempio come questo di digitalizzazione degli attrattori, sia per i piccoli, penso al piccolo comune, che più volte si rivolge anche all'università dicendo io ho un grande patrimonio, non so come arrivare sul mercato, mi sono affidato all'hotel, al B&B di prossimità che doveva vendere il mio prodotto, ma non mi sono organizzato e soprattutto non gli ho dato una forma. Voi gli avete dato una forma, Massimiliano l'ha pensata, i local point, i local expert con questo ruolo importante. Bene, ora il modello c'è e sulla piattaforma come intendiamo promuoverlo per diventare patrimonio nazionale vero? Fate un grande lavoro con la piattaforma, ma ci vuole una strategia di comunicazione, soprattutto per fare engagement con i comuni, gli operatori e quindi per creare veramente il sistema che è mancato. Come procediamo in questo momento? Vado Adriano. Vai, vai, come no. Allora, c'è da dire una cosa. Questa, a mio parere, è un'opportunità per fare in modo che un po' operatori turistici italiani si riapproprino del turismo italiano che grazie appunto all'approccio che tu giustamente hai accennato, oggi è in mano per il 30-40% a delle piattaforme, a dei motori di prenotazione gestiti in America. Quindi se siamo bravi, probabilmente questa potrebbe essere la strada giusta per riappropriarsi di una fetta importante di intermediazione appunto del turismo italiano. Però mi spingo oltre perché parliamo di prodotto, parliamo di canali distributivi, di attrattori. Ebbene, io l'altro giorno, mentre montavo la presentazione per la conferenza stampa, ho avuto così un'illuminazione, ho detto ragazzi, questo non è un prodotto, questa non è una piattaforma, questa è una filiera. Cioè noi abbiamo tirato fuori una nuova filiera 4.0 per il settore turistico che parte dal local expert che inserisce gli attrattori e dà un servizio importantissimo in loco, quindi elemento di differenziazione rispetto alle piattaforme generaliste, o degli attrattori unici e peculiari che loro non hanno, in più offre un servizio in loco, che inseriscono i contenuti all'interno di questa scatola che si chiama magazzino digitale di materie prime turistiche, che è un po' anche il cuore della nostra innovazione, un grande contenitore digitale dove i local expert possono inserire qualsiasi tipologia di attrattore classificato per temi in maniera assolutamente industrializzata, tempo di inserimento 3 minuti. A fianco al magazzino digitale, altro elemento di innovazione, la fabbrica prodotto 4.0 che costruisce prodotti tematici in un'ora anziché in una settimana. Questo significa che possa andare ad aggredire clientela multi-target con prodotti profilati, importantissimo. Attenzione, non parliamo di personalizzare la vacanza di un cliente, quello è già passato, quello lo diamo già per scontato. Qua parliamo della creazione di un catalogo multi-target creato con criteri industriali, quindi un prodotto unico ma creato con criteri industriali che riesce a generare un output e uno scaffale multi-target in grado di colpire qualsiasi tipologia di clientela profilata in tempi ristrettissimi, quindi fondamentale per le economie di scala di un tour operator che gestisce e che vuole ovviamente aggredire qualsiasi tipologia di prodotto. Viaggio smart,
Quindi che cosa offriamo a questo cliente? Il prodotto chiuso che si offre in agenzia, il prodotto personalizzato che già una OTA è in grado di vendere come quelle più importanti che ci sono nel mercato? No, abbiamo creato il viaggio smart, un qualcosa altrettanto innovativo che coniuga la conoscenza del territorio a quelle che sono le soggettività che oggi il cliente che va in internet vuole, e in più i canali distributivi rispondono alla tua domanda, perché la piattaforma è stata costruita per interfacciarsi anche qua in maniera industriale con qualsiasi tipologia di piattaforma, tant'è vero che oltre ai canali B2B di cui abbiamo già parlato, altri operatori, tra cui Last Minute e Vola Gratis, hanno già sottoscritto dei contratti di distribuzione per vendere Welcome to Italy all'interno delle loro piattaforme. Quindi lo slogan che abbiamo citato nella conferenza della stampa, dall'anima degli attrattori ai viaggiatori, di fatto rappresenta una filiera turistica, un crogiolo di innovazioni che hanno una strategia, una visione unica, condivisa con un grossissimo player come Welcome Travel, che ha avuto una lungimiranza enorme nel condividere, a mio parere, questo progetto. Però la cosa bella qual è? Che finalmente un unico marchio, un'unica tecnologia, un'unica strategia che raggruppa tutta l'Italia, e si riescono a creare quelle condizioni per andare a mettere un prodotto in scaffali che nessuno di noi sarebbe in grado di fare da solo. Quindi io direi che veramente, tenendo conto del fatto che tutto questo è nato da brainstorming di 30 imprenditori sardi in un periodo veramente difficile, colpiti da uno tsunami nel nucleo, dove il turismo è stato ovviamente il settore più colpito, devo dire che non nascondo la mia soddisfazione sotto questo punto di vista. Massimiliano, gli shock in generale nell'economia sono serviti per proiettarci avanti, per trovare quelle soluzioni di rottura, come in questo caso, che ti Però possono bisogna anche aiutare ad innovare il sistema. scusa Antonio, però bisogna trovare anche persone lungimiranti, capaci come il dottor Apicella, come Adriano, che ovviamente ha avuto una visione che è quasi, non dico inspiegabile, perché comunque chi viene dalle reti delle agenzie non ha questa sensibilità normalmente. Ecco, lui secondo me è stata una persona chiave per lo sviluppo di questo progetto. Figura chiave, anche qui nei paradigmi dell'innovazione troviamo sempre colui che scommette, che guarda più avanti di tutti gli altri, che dà un'opportunità a chi come Massimiliano ha creduto sul progetto. E allora da questo punto di vista, perché siamo, credo, Lucio, dacci tu il tempo, ma siamo quasi alle battute finali, io vorrei portarvi su una doppia riflessione, perché il mondo del turismo, l'avete detto voi e l'ha detto Massimiliano molto bene adesso, è una filiera, un insieme di soggetti che devono cooperare insieme per dar vita a quello che nella tecnica noi abbiamo sempre chiamato il prodotto turistico globale, quindi tutto quello che ti serve per iniziare a pensare e vivere in definitiva la tua esperienza. Allora vuol dire che in questa filiera ci sono diversi soggetti, ne abbiamo citato alcuni, abbiamo parlato di agenzie di viaggio, abbiamo parlato di un sistema di distribuzione più organizzato, del creatore del sistema degli attrattori, come Massimiliano ha voluto definire il nuovo progetto che è stato avviato. Però poi ci sono tutta una serie di altre persone. Ieri sera ho ricevuto la mail di una guida turistica. Questa guida turistica mi diceva: assisto costantemente a grandi eventi, al confronto di grandi personaggi su delle ottime idee, però ogni tanto mi interrogo. In questo futuro, qual è la collocazione di alcune professionalità, di alcune risorse che si sono formate nel tempo, che hanno creduto nelle potenzialità dei territori, ma che poi per una serie di limiti normativi, limiti di mercato, anche per loro stessa missione, per non completa capacità di agganciarsi ai progetti di sviluppo, qual è il loro ruolo e qual è il loro futuro? Magari, dottor Apicella, provi a dirci come collochiamo alcune di queste professionalità dentro questi progetti. Una guida turistica. In Sardegna il tema è molto sentito. Cosa gli possiamo suggerire per integrarsi con voi e per riuscire ad essere funzionale a questa nuova filiera 4.0?
Ma diciamo che secondo me il Welcome to Italy è assolutamente una risposta per quelle che sono, a mio avviso, una professionalità estremamente importante che è quella delle guide turistiche. Uno dei compiti che noi diamo ai local expert è proprio quello di mappare sul territorio non soltanto quelli che sono gli attrattori, le esperienze, il prodotto alberghiero e paralberghiero, ma quelli che sono servizi che possano valorizzare il territorio. Quindi all'interno delle procedure di inserimento di un prodotto all'interno della piattaforma, quello che è il tour guidato è probabilmente il prodotto principe da inserire all'interno delle destinazioni, perché purtroppo nel mondo fai da te, che oggi vale percentuali estremamente importanti di volumi d'affari e sono comunque vendite dove il grande interrogativo che arriva a tutti è: ma quel turista ha vissuto la destinazione, ha apprezzato quelle che sono le caratteristiche di quella destinazione, o ha sostanzialmente visto a volo d'uccello quelle che sono le cose che ci sono in quel posto e non ha conosciuto le reali esperienze? Le guide turistiche, l'attività fatta con le cesarine che danno un'esperienza estremamente particolare sui singoli territori, la visita di quelli che possono essere i mercati, che possono essere i punti meno battuti e meno conosciuti in una singola destinazione, vengono valorizzati dalle guide. Quindi la guida è sicuramente fondamentale all'interno della nostra progettualità ed è il servizio a valore aggiunto che permette di conoscere bene la destinazione. Quindi secondo me Welcome to Italy è una risposta anche per loro. Ottimo. Dottor Apicella, l'ultima battuta in chiusura, poi restituisco la linea a Lucio Murru. Il nostro dipartimento è impegnato in questi anni su un'attenta politica di innovazione del sistema turistico. Partiamo con una laurea magistrale in lingua inglese in Innovation Management for Sustainable Tourism, quindi ci proiettiamo verso un mondo completamente nuovo. Cerchiamo di condividere più che di trasferire degli strumenti nuovi. Vorremmo che i nostri laureati avessero all'interno di questo mondo nuovo 4.0 delle opportunità. Avremo i nostri corsi di innovation management e design thinking, quindi questa idea creativa al servizio dello sviluppo. Lasciamoci con un impegno, con lei, con Massimiliano, proviamo a pensare ad un progetto dove mettiamo alla prova anche i nostri laureati come apripista rispetto ad un mondo di giovani che si stanno formando nelle nuove professioni del turismo, per renderli realmente protagonisti di questo sviluppo. Se ci diamo già questo intendimento con Massimiliano, che già fa parte con Portale Sardegna del nostro comitato di indirizzo della laurea magistrale, secondo me potremmo fare un buon lavoro. Da questo punto di vista do con estremo piacere la mia personale disponibilità e la disponibilità di Welcome Travel ad essere partner in questi processi. Dobbiamo investire sui giovani, i giovani possono portare grande innovazione all'interno delle aziende, quindi sono estremamente contento e disponibile per la sfida che mi lancia. Dottora Piccella, complimenti e grazie. Grazie a Massimiliano, lei, anche a te. Lucio. grazie Massimiliano.